Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, stamattina vi parlavamo di un surrealista convegno che si tiene domani nell'aula dei gruppi parlamentari, coorganizzato da parlamentari del Movimento 5 Stelle, dove si radunavano alcuni sinceri democratici come i CARC, movimento extraparlamentare di estrema sinistra per il comunismo, i gruppi di boicottaggio dei prodotti israeliani, dei prodotti dello Stato degli ebrei e tra gli altri, riferiva il giornale, ci sarà anche Brahim Baia, referente della moschea Taiba di Torino e punto di riferimento, guru social della comunità islamica italiana. Ebbene, lo stesso giornale ci ha appena dato conto sul suo sito che il signor Baia ha tenuto un discorso in piazza durante una manifestazione a Torino, dove ha condiviso la seguente rivendicazione: noi tifiamo per i missili iraniani. Cioè noi, dice Baia, tifiamo per i missili che la Repubblica Islamica dell'Iran sta mandando, tra l'altro anche in giro per il Golfo, contro paesi che non l'hanno aggredito, contro strutture, infrastrutture civili, aeroporti, hotel, tentando di uccidere e destabilizzare a casaccio, e lui è per i missili iraniani. Ha poi proseguito che codesti missili vendicano un genocidio durato 2 anni, che ha massacrato 100.000 persone, mentre quei sionisti ballavano sul sangue dei palestinesi. Ora, se il signor Baia scendesse ogni tanto dalla sua propaganda e intercettasse temporaneamente quel dettaglio residuale chiamato realtà, saprebbe che a invocare il sangue dei palestinesi, a dire espressamente ci serve il sangue dei bambini palestinesi, erano i capoccia di Hamas dal loro dorato esilio in Qatar durante la guerra di reazione dello Stato ebraico al pogrom del 7 ottobre, guerra di reazione nella quale, appunto, teorizzandolo in video condivisi su YouTube, quindi non è un'illazione di chi vi parla, Hamas usava i palestinesi come scudi umani. Ha proseguito Baia, adesso assaporano qualcosa di quello che hanno assaporato i palestinesi da 80 anni a questa parte. Ovviamente non si dice nulla di quello che hanno assaporato civili, donne, ragazzi, omosessuali, dissidenti, semplici cittadini iraniani da decenni a questa parte, i decenni in cui, come diceva l'Ayatollah Khomeini, si è cominciato a governare in Iran in nome di Dio, in nome di Allah, seminando sofferenza, tortura, repressione e morte, ma questo ovviamente non ha cittadinanza in queste piazze. D'altronde il signor Baia, tra le altre cose, quando morì il capo politico di Hamas, uno di quelli che rivendicava la necessità del sangue dei bambini palestinesi, Ismail Haniyeh, scrisse: se uno dei nostri signori muore, un altro signore si erge, uno che dice ciò che i nobili hanno detto e lo fa. Ma non solo, rivendicò anche l'eredità di Yahya Sinwar, che era il capo dell'ala militare espressamente terrorista di Hamas, quando disse: l'eredità di Sinwar non è solo militare, ma morale e politica. Cioè, morale soprattutto, morale all'interno della Sharia sicuramente, ma al di là dei dettagli delle uscite che ha regalato in serie Brahim Baia, prendiamo atto che in una piazza pubblica di Torino c'è stata una manifestazione pubblica dove un esponente di spicco, non un passante, un punto di riferimento, uno molto seguito anche sui social della comunità islamica, ha detto espressamente: noi tifiamo per i missili iraniani. Costui domani sarà alla Camera insieme a parlamentari del Movimento 5 Stelle. Toc toc, Giuseppe Conte, tutto bene? Tutto male ovviamente, grazie a tutti e a domattina.